indirizzare l'attenzione dei commentatori verso qualche cosa di fazioso in quel senso. Potrebbe essere un aspetto che magari influenza il giornalismo in questo aspetto. Il giornalista viene influenzato da commenti. Sì. Immaginate quando non c'erano i commenti. Voi scrivete un articolo, riuscite a far passare un articolo con il vostro lettore, con l'editore che avete, però l'articolo viene pubblicato e la risposta, l'effetto, la reazione a quell'articolo è molto lenta ad arrivare. Sì, vabbè, insomma, chi si occupa di media e dei rapporti con la politica forse è più immediato, però è difficile che in passato si avesse una reazione tanto istantanea. Quindi il giornalista viene sicuramente influenzato e perciò questo si confronta nel momento in cui tu scrivi un articolo per internet, magari per commenti. Ma che comunque si sembri comunque un po' appena detto, si sembri influenzato nella stesura dell'articolo, quindi già sei imparziale, diciamo. Gli sforzi di essere imparziali, sì. Quindi questo ti crea un senso di responsabilità maggiore. Forse vi lancia anche il fatto che sei sottopagato, c'hai depressione magari da parte del tuo redattore capo, però nello stesso tempo sai che rendi conto a un pubblico che istantaneamente può dirti guarda, in realtà la fonte è questa, guarda, in realtà c'è anche questa cosa, quindi può dare una garanzia a bilancio, forse la mancanza di deprofessionalità che può avvenire in questo ambito di internet, ecco appunto questo aspetto lo può bilanciare forse. E lo fa di fatto, è quello che succede di fatto. In realtà è proprio quello che succede, perché adesso quando si scrive un articolo si pensa preventivamente a quelle che saranno le reazioni, a quelli che possono essere non solo i commenti ma le critiche, certo quando sono critiche ragionabili, costruttive, quando non sono solamente insulti. Va? Grazie. Allora, sentiamo quello che dice il direttore del Guardian sul loro concetto di open journalism e come hanno ripensato la produzione di informazione con il contributo dei lettori attraverso la rete. Un po' troppo forte. Abbasso che non abbassate lì. I think there's a break now between the 19th and 20th century idea of journalists and journalists today. And you can see it on Twitter, you can see it in the acknowledgement of the way that information is now parceled out, moved around, shared, the way people are using links, directing people, replying, taking part in journalism rather than being passive recipients of journalism. And that's a mindset that says that journalists are not the only experts in the world, that they can't give an adequate account of subjects, issues, the world around them, unless they enlist others. So for a newspaper to take this 19th, 20th century view that we're going to generate it all here, we don't need to link to anybody else, we can build walls around our content, I think is not a good approach to journalism. And by being more open, more participative, more networked, is likely to give you a better approximation of the truth, which is the reason we're in journalism. Let me give a couple of examples of the way we've used open. So one would be MP's expenses. And the day they released 400,000 documents at once. So that no user in the world can process 400,000 documents. And what we did was to build a little widget, and we got 23,000 readers helping us with those 400,000 documents. Another would be the death in Tomlinson, the news center in the G20 protests in London, where we really just didn't appeal to the people who were in the crowd that day and said, did you see this? Have you captured this? Did you? And it turned out with a hedge fund manager in New York who had got the evidence that proved that Ian Tomlinson died as a result of being hit by a policeman. So those are just two examples of the way in which journalists are now harnessing
the means of open journalism and digital engagement to do things that just wouldn't have been possible 10 years ago. If you're not open in your approach, then it follows that you're going to have to generate everything yourself. Now, if you look at the way we cover the environment, science, law, media, politics, sport, almost everything we do, we're now doing that with the help or the response or participation of others. That might be fantastic scientific bloggers. It may be saying we can't do the World Cup, 32 teams from around the world, on our own from King's Cross. But we can surely do that with the help of people around the world who know those 32 teams. So the moment you start looking at the argument, almost everything we're doing is by being open to others, by including what they're doing in what we're doing, and in building ways so that our content can be seen on other platforms as well. And I think that's just the way the world's going to look in the future, and it's best for these organisations to look that way too. Allora, lui esprime 2 o 3 concetti chiari sul giornalismo aperto, sull'open journalism. Che cosa dice sostanzialmente, al di là del fatto che parla inglese in un modo poco completo? Non siamo noi che abbiamo un po' l'inglese che parla parte, però dice delle cose importanti. Dice il giornalismo va ripensato considerando che i lettori non sono più in una situazione di passività in cui recepiscono i contenuti senza reagire, ma reagiscono istantaneamente. Ma non solo quello, noi pensiamo sempre ai commenti negativi di critica. Lui qui fa 2 esempi in cui i lettori reagiscono attivamente in modo positivo, contribuendo alla creazione di contenuti. E infatti poi arriva a dire: se non sei aperto, se come giornale, come giornalista non hai ben capito il potenziale di questi strumenti, quindi se non ti apri al contributo esterno, non riuscirai mai a produrre buona informazione completa su tutti i temi, sui tanti temi di cui puoi occupare. E lì fa degli esempi di casi in cui uno scandalo sulle spese del governo, loro non avrebbero mai, con i mezzi della redazione degli Guardian, che sono molto potenti, non avrebbero mai potuto entrare dentro tutti i documenti, analizzarli, decifrarli e trovare gli elementi di notizia. Quindi ti affidi a chi ne sa più di te e può contribuire dall'esterno. E questo è sicuramente un vantaggio della rete, è un vantaggio assoluto della rete. Pensate al caso di Wikileaks, pensate al caso Snowden, portati avanti un po' con gli americani, però pensate a questo potenziale di partecipazione alla creazione di contenuti. Quindi non è solo la partecipazione alla discussione, io penso questo, io penso quest'altro, io sono d'accordo, io non sono d'accordo. Qui si parla di una trasformazione del contenuto. E vi posso dire per esperienza diretta, quando scrivo per il Guardian e concordo con i redattori della pagina o delle pagine per cui scrivo, non si pensa più all'articolo numero crudo di 60, 70, 80 righe che vanno andati, si concorda in contenuti, si concorda la linea, e la parte di produzione del testo, le tante righe che scrivo, non sono mai finite con la pubblicazione. Quello è l'inizio del percorso che si fa e del processo di produzione del lavoro giornalistico, perché a quel punto comincia la fase di commento. Quindi il Guardian che cosa fa? E io cito il Guardian perché secondo me è un buon esempio di come loro stanno usando le nuove tecnologie. A quel punto, quando l'articolo viene pubblicato, si sta in attesa dei commenti e si reagisce ai commenti. Ma come si reagisce ai commenti? Allora, c'è
discussione che mi è capitato di fare qualche tempo fa con il direttore di Repubblica, con Ezio Mauro, e si parlava proprio di questo, di regolamentazione di internet, e io sostenevo che ci vogliono un po' di regole, soprattutto per filtrare i commenti, ma non regole imposte dall'alto, regole che si danno agli editori. E lui dice: ah sì, però se noi banniamo e censuriamo i commenti più critici o anche qualche volgarità, poi ci accusano di essere repressivi, di essere autoritari nel momento in cui stiamo in informazione, e quindi dobbiamo lasciare passare. E anche detto quello che fanno al Guardian, non mi è piaciuto molto, perché al Guardian fanno questo: dietro un articolo c'è un moderatore che nel momento in cui l'articolo viene pubblicato filtra tutti i commenti, ovviamente censura quelli molesti, quelli offensivi, quelli che non contribuiscono al dibattito, e quando c'è un intervento, un commento che porta il discorso fuori dalla materia di cui si tratta nell'articolo, di cui si discute nell'articolo, interviene come moderatore e dice: il tuo commento non segue il filo del discorso di questo articolo. Diventa forma, diventa un po'. Diventa una discussione, diventa un dibattito. E questo che cosa fa? C'ha due vantaggi. Uno, scoraggia chi vuole usare lo spazio dei commenti per sfogare le proprie rabbie e semplicemente fare rumore. E l'altro effetto positivo è che incoraggia la discussione, perché tu sai che se tu vuoi postare un commento su quell'articolo, su quel tema, devi farlo in modo ragionato, devi argomentare, devi rimanere nello specifico di quel tema e devi argomentare. E questo non ha certamente scoraggiato, anzi si crea una sorta di comunità veramente aperta. Se voi fate un tentativo per registrarvi e per comunicare sul Guardian sono 2 o 3 passaggi massimo, chiedono l'email, quindi è veramente molto accessibile. Però bisogna rispettare questa regola e il moderatore interviene. Allora come cambia questo la natura della produzione giornalistica? La cambia perché da un lato, come diciamo prima, responsabilizza molto il giornalista nel momento stesso in cui scrive e concepisce l'articolo, ma poi c'è tutto il lavoro che segue, fatto dai moderatori, a volte insieme agli stessi giornalisti. Se c'è un commento in cui si dice non so, che il contenuto dell'articolo o del post è totalmente falso, le tue fonti non sono attendibili, dice un sacco di bugie, il moderatore contatta l'autore dell'articolo e gli chiede spiegazioni, gli chiede intervenire. Quindi vedete come cambia la natura e tutto il processo attraverso il quale viene prodotto un testo giornalistico, che è una trasformazione totalmente positiva, sia per lo stesso giornalista, che a quel punto è molto più consapevole del lavoro che sta facendo, sta molto più attento alle cose che scrive, sia per i lettori, perché sono coinvolti in una forma di forum, di discussione pubblica aperta, secondo sempre quegli ideali di sfera pubblica, e possono partecipare non solo, ripeto, con opinioni, ma anche fornendo informazioni. Ed è capitato, i 2 casi che cita Raspriger sono 2 casi inglesi, ma è capitato di storie internazionali, di articoli su casi internazionali in cui un link, un video, un qualunque contributo mandato dai lettori ha cambiato la natura dell'articolo ed è diventata la notizia che seguiva a quell'articolo, trasformandone poi il valore. Perché magari se tu fornisci un'informazione su un argomento trattato nell'articolo, un'informazione che è una notizia, che lo puoi fare solamente se sei all'esterno, perché come dice Raspriger non possiamo avere il controllo di tutti i documenti, di tutte le informazioni che riguardano un singolo evento, un singolo tema, ecco, può determinare anche il cambiamento, però il giornale deve essere aperto. Ecco perché il concetto di open journalism è importante. E qui no, bilanciamo quelli che sono invece gli effetti
negativi delle tecnologie. In questo caso la tecnologia aiuta la comunicazione, aiuta la condivisione, lui parla di sharing attraverso i social media, e quindi l'effetto che questo ha di moltiplicare la diffusione di un prodotto giornalistico, di un articolo, di un video, ma soprattutto cambia il ruolo dei lettori, che non sono più passivi ma contribuiscono con opinioni e con contenuti aggiuntivi. Osservazioni o domande a questo punto? Una domanda. Non rimane però il grande problema della consapevolezza del lettore che fruisce dell'informazione dell'internet, nel senso chi fruisce dell'informazione a livello di giornalistica, di carta stampata, di radiofonico oppure televisivo, oggi come oggi sa cosa va contro, cioè sa gli editori che ci sono dietro, anche a livello proprio di radiofonico, una produzione radiofonica. A livello di internet, a meno che non siano delle grandi testate giornalistiche che si conosce, il lettore non sa chi c'è dietro l'informazione. Così come la grande maggioranza di chi fa uso di internet non sa che Google controlla una buona fetta del mercato, Zuckerberg ha acquisito, comunque il gruppo Facebook ha acquisito adesso anche WhatsApp, cioè altri dati, informazioni. Ci sono persone anche, voglio dire, non perché le tasse non discriminanti, però over 50 ad esempio, che fruiscono di internet ma non sapendo queste cose, mentre in realtà che so, accendono la televisione, chi è nato sanno, cioè anche il problema dell'anonimato è quello. e della visibilità delle fonti, però sulle fonti basta verificare che se un lettore segnala in un commento un elemento importante per quell'articolo, basta verificare la fonte, anche se il lettore è anonimo, anzi l'anonimato in certi casi aiuta molto perché ci permette di non esporti direttamente. Sapete, qualunque sfera della politica, se c'è qualcuno che vuole far passare un link di informazione riservata e non vuole farlo, non può farlo con il proprio nome, l'anonimato è necessario. Ecco perché su rendere pubblica l'identità su internet c'è anche tutta questa discussione, perché impedirebbe anche a molti di far passare notizie che non si vorrebbe far passare. Sulla consapevolezza di chi utilizza lo strumento, questo è il grande tema. Ecco perché è sempre importante pensare in modo critico su chi c'è dietro e che cosa c'è dietro. C'è l'esempio di WhatsApp acquisito da Google, sappiamo che quello è tutto un traffico di dati che passa da una mano all'altra, quindi tutto quello che noi scriviamo su WhatsApp a quel punto viene con Google, Facebook, e quindi viene usato a che fini? Sempre commerciali, perché oggi sui dati si regge tutto questo sistema e quindi certo c'è da fare un'azione che aiuti la consapevolezza di questi processi. Posso dare una domanda? Delle volte come si fa a riconoscere il sito quando è, insomma, non è non è serio? Perché adesso capitato tante volte che ci stanno delle informazioni che sono proprio delle bufale delle proprie. Oppure che diciamo la verità che di solito logicamente c'ha luci e ombre, però viene esposta in un modo che stravolge un po' troppo la situazione. Per cui quando questi fondi che appaiono anche su Facebook ho fatto caso, non so se per esempio avete visto certe cose che sono uscite, certi articoli su il film che avete e addirittura si parla di Global Connection, non si sa, è vero, non è vero, cioè lì non
dipende, poi sì, cioè, sì, può andare semplicemente al NAS e pensare di non sembra esagerato. Ciao, scusa, ciao. Sta leggendo questa persona. Oppure ricordo a Renati che era morto il leader politico, passavano dei proprio filmati in YouTube nel momento proprio sul letto di morte che addirittura la faccia trasformata, resa quasi come un animale. Cioè, oltretutto non riesco a capire come è possibile che facciano passare senza nessun screen, senza nessun controllo questo tipo di direi quasi reazioni delle volte. Chi ha una risposta? Si può cercare di sfruttare i lati positivi delle nuove tecnologie, quindi questa grande possibilità di confronto tra più fonti potrebbe in qualche modo aiutarci, quindi io leggo una notizia, un dubbio, ho la possibilità però di andare subito a cercare se ci sono altre fonti, cercare un po', esatto. Sicuramente richiede l'arrivo di queste nuove tecnologie, richiede anche per i fruitori una maggiore consapevolezza, una maggiore competenza però si tende a credere a quello che si trova in rete più di prima rispetto agli altri mezzi o no? Una volta si dice, la mia nonna ci dice sempre l'ha detto la televisione, quindi sarà vero e tentavo di spiegare, insomma no, la televisione, la manipolazione, però non mi interessa, lo diceva la televisione in era. Secondo voi oggi se si dice lo dice internet, ci crediamo? Quasi più di Facebook. Lo dice Facebook, però quando dice Facebook è implicito il pregiudizio che però c'è una grossa fetta di questi persone come diceva che vuoi per un uso di internet senza le basi o della rete senza cerca informazioni, comunque c'è una grossa fetta di persone che appena vedono una notizia per vedere senza la assolutamente. sì, le persone, la loro individualità in questo caso, il consapevolezzato, cioè però quindi ci sono per commentare eccetera, tenerà internet comunque, quindi dipende come la personalità di ognuno. Se esiste c'è un modo come le valutazioni esterne, non che si usano molto su internet, se si può applicare quello stesso concetto sulle varie testate, dare un livello di credibilità, cioè tu come lettore fai la ricerca e puoi fare. Ma chi decide qual è l'utilità o l'inutilità? Io su Google, per esempio, che quando tu fai una ricerca, il miglior programma non è vero, cioè non è mai la valutazione esterna, non è mai esatto. Il sistema di funzionamento di Google, quando fai una ricerca, lo sapete, credo meglio di me, che rimane i link e comunque le pagine che salgono nella lista, nella graduatoria di quelle le prime che vediamo, le prime pagine che vediamo, i primi link che vediamo sono semplicemente quelli più cliccati, perché c'è questo algoritmo che Google usa perché è una sorta di circolo vizioso, perché i più cliccati restano sempre in testa e i più cliccati non sono necessariamente i migliori o i più attendibili. Questo è un problema. Come arginarlo? Questa è un'altra grande questione, una grande domanda aperta, perché voi sapete che queste società non solo hanno il controllo e influenzano e decidono i contenuti, selezionano i contenuti, ma poi hanno anche una loro amministrazione che è molto difficile da raggiungere e da contattare. Se voi siete diffamati su Facebook, è vero che può intervenire la polizia postale, lo segnalate alla polizia postale, ma ci vogliono mesi Poteva. che cosa arrivi a Facebook. Poteva. Chiuso. E perché questo succede? Perché l'amministrazione, quindi chi ha la facoltà di decidere se intervenire, se bannare o no un contenuto diffamatorio, si prende in California, perché Facebook è sede in California ed è accentrata lì tutto il quartier generale dove prendono le decisioni anche sui contenuti, eventualmente anche quelli da rimuovere.
però tu che subisci il danno, tanto che l'informazione viene segnalata in California e loro decidono che cosa farne, il danno sono un po' te lo chiedi, dipende poi da limitare il danno, da limitare l'offesa, però come dicevamo prima ci sono stati casi di bullismo, ripresi online, violenze online, che poi hanno portato ragazzi alla disperazione, ragazze e ragazzi alla disperazione, e di Facebook o YouTube o chiunque sia non è intervenuto, anzi ci sono storie addirittura che dimostrano quanto loro siano resistenti e assolutamente contrari a promuovere certi contenuti. Quindi di nuovo, di chi è il controllo, di chi è la facoltà di decidere? Questo noi ce lo dobbiamo chiedere e comunque tenerlo sempre in considerazione quando usiamo questi mezzi o quando ne parliamo. Non c'è una soluzione. Non mi sembra che ci sia nessuna censura quasi, perché si legge di tutto, si vede di tutto quasi. Cioè, ripeto, io vedevo alla morte di questo politico continui filmati su YouTube di una faccia che si trasformava da mostro sul letto di morte, ma ce n'erano anche diversi, più con tutti i commenti, cioè una cosa veramente assurda per quanto uno possa essere. Però lei sa che è una cosa assurda, quindi sì, però voglio dire, quando ci vuole a censurare quello lì, non è che non so chi è che poteva. Ma la risposta è la censura? Può essere la censura oggi la risposta? No, nel senso, il sito che riceve queste immagini, perché le passa? Che senso ha farle passare? Non è che è discutibile, ma può essere giusto, può essere sbagliato. Quello è sbagliato, è assurdo, offensivo, è una cosa, anzi. Sono visualizzazioni. Capito, però io vabbè, cioè, facoltà di ciò, spengo e non lo guardo, però intanto quanta gente andava a guardare perché quello era morto, come era morto, ogni volta che uno da un video per curiosità, per vedere se è vero o no, loro ci guadagnano. Ogni volta che li apri loro guadagnano. E ci sono in questo organizzazioni non solo mediatiche ma anche politiche che hanno fatto la fortuna con questo sistema. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora, visto che il vostro focus è l'inchiesta e soprattutto l'inchiesta sul lavoro, spendiamo due parole sul giornalismo del lavoro, il giornalismo sociale e su quello che chiamerei schemi dominanti. Una foto. Chi non lo conosce? Quando è morto Steve Jobs ci sono state manifestazioni di disperazione, di adorazione, perché Steve Jobs è considerato un guru assoluto, un grande innovatore. Perché ha innovato, ha portato dei prodotti che assolutamente usiamo tutti, iPod, iPhone, MacBook, iPad. Perché c'è questa, ecco, nella psicologia sociale mi dovrebbe dire perché c'è stata questa forte reazione, che cosa ha provocato Steve Jobs nella percezione collettiva dell'innovazione tecnologica, che secondo voi piace tanto a Steve Jobs, al di là della sua vicenda personale, portato prodotti funzionanti e diciamo che anche utilizzatissimi, cioè ha portato prodotti di successo su larga scala. Però non è una cosa solo razionale, cioè i prodotti sono buoni, funzionano, però c'è qualcosa in più. Ma in realtà ha creato un mito di un prodotto. Ha creato un mito, un marchio. Ha rivoluzionato la nostra vita praticamente, perché completamente cambiata la vita della donna.
per il modo in cui noi usiamo questi prodotti, cioè per il modo in cui accendiamo internet, in cui usiamo i PC, i tablet, eccetera. Però Steve Jobs non è l'unico, se ci pensiamo, a produrre, cioè la Apple non è l'unica a produrre. Lui ha creato, cioè ha fatto del suo prodotto un'icona di stile, di vita, di cambiamento, cioè ha legato praticamente quella mela al fatto che lui era stato cacciato dall'azienda, si è messo in proprio in un garage che ha fatto la rivoluzione. Sì, beh, no, la sua vicenda personale che... Lui l'ha legata molto, sì. ovviamente, questa cosa. Sì, è sicuramente di forte presa la sua storia. E poi la fine tragica, insomma, la malattia, morire giovane. Però quello che io mi sono sempre chiesto, e di cui ho anche scritto, è quanto è veramente stato innovativo Steve Jobs. I prodotti sono innovativi, discutibili, però sono belli, piacciono, hanno successo. Ma l'innovazione nella tecnologia, ricordate che stiamo parlando di giornalismo sociale e del lavoro, l'innovazione riguarda solo il prodotto, l'immagine del prodotto, che è quella che ci porta, insomma, ad amare tanto Steve Jobs, ma del processo di produzione degli iPad. Che cosa sappiamo? C'è la Foxconn dietro che ha fatto quello che ha fatto. Esattamente. Tra il 2010 e il 2013 nella zona industriale di Shanghai si sono suicidati oltre 30 lavoratori e lavoratrici della Foxconn e lavoravano ovviamente per la Apple, ma anche per altri marchi, HP e altri marchi, altri grandi marchi dell'elettronica e dell'informatica. Questo che cosa ci dice? Si sono suicidati perché? Non perché fossero, qualche forma di depressione o motivi. Sono suicidati solo nel 2011 20, perché non reggevano i ritmi di lavoro, perché continuano a essere sottopagati, perché le condizioni in cui vivono e lavorano non sono, definirle poco dignitose è un eufemismo. Sapete che stanno nei dormitori, c'è un po' di informazione che è passata su questo. Ma se voi fate una ricerca, fatela la prova, io l'ho fatta e stupisce. Se voi cercate su Google il numero di pagine digitando come parole chiave Steve Jobs e poi digitate, Foxconn Workers oppure Apple Workers, vedete l'assoluta differenza che c'è nel numero di pagine che riguardano Steve Jobs, capo, fondatore, innovatore, ideatore dei prodotti Apple, e poi le pagine che riguardano i lavoratori della Apple, quelli che producono, anche quelli che hanno avuto la visibilità purtroppo per queste storie. Quindi l'informazione su internet, in questo caso ci dice che l'informazione, chiamiamola sociale, in senso lato, su internet, non sempre rende giustizia a quello che è un processo di produzione che ha ben poco di innovativo, perché tra le condizioni di lavoro di un operaio della Foxconn e le condizioni di lavoro di un operaio tessile alla fine del Settecento negli opifici inglesi non c'è molta differenza. Tra gli operai della Foxconn che producono iPad e gli operai morte, 1271 persone morte carbonizzate in Bangladesh l'anno scorso a Rana Plaza, al crollo della fabbrica tessile, dove tra l'altro c'erano anche produzioni italiane, non c'è una grande differenza. Quindi io vi chiedo l'innovazione dov'è? Nel prodotto? Basta, ci basta? È come quello rappresentato, cioè nel senso, è nella comunicazione che c'è dietro. Esatto. E allora che cosa dovrebbe fare se voi un giornalista oggi che
Jobs o della Apple. Andare al di là della comunicazione che viene data, che veniva data, con cui era combinato il prodotto, cercare oltre. Ma interessa questo secondo voi? Vende, come si diceva prima? Non vende, ma... Perché non vende? Non vende perché va al di là della favoletta, che le persone magari hanno bisogno anche in questo momento storico, in questo libro, però di sentirsi raccontate. Quindi l'industria perfetta, il prodotto perfetto, i lavoratori se ne parla, però quindi saranno I lavoratori non si parla, i lavoratori non si parla. Vediamoci di perché non si parla dei lavoratori. Si scopre un mondo. Io parlo si scopre un mondo che poi porterebbe a vedere i bianchi con la mela, non bianchi, ma anche c'è il corsiere effettivamente neri con gli altri. Noioso. Inquietante. Noioso in senso negativo. Però In senso negativo. Perché la gente, come diceva lei, vuole dei Paoletti, vuole sentirsi narrare qualcosa che comunque è fittizio e che la gente crede che sia vero. Invece il vero è questo per me. Ma la gente, in fin dei conti siamo noi, no? Noi vogliamo sentirci raccontare le favolette? Non credo. Beh, ma d'altronde, Non credo. Huxley lo scriveva 50 anni fa. Aspettate, ma sì, le persone, la gente, diciamo, non vogliono problemi, vogliono credere che quella sia una cosa bella da comprare, da utilizzare, da funzione, perché ci piace, e non vogliono neanche stare a sentire tutto quello che c'è dietro, così come i prodotti pezzi e altre cose. Questo in parte è vero, ma è una cosa spontanea o una cosa indotta? Cioè, quanto le persone sono condizionate dall'informazione che trovano in questo senso, nel senso della produzione? Perché se le persone non vogliono essere disturbate dalle storie dei lavoratori suicidi della posta o degli operai di Bangladesh, è anche vero che c'è chi non le trasmette queste informazioni, e non le trasmette perché non solo perché vuole evitare di disturbare il consumatore, e qui non parliamo di cittadini, qui parliamo di consumatori. Il cittadino, se ha una coscienza minima, dovrebbe avere voglia di sapere che cosa c'è dietro il prodotto che acquista. Il consumatore? No. Allora, io parlavo di schemi dominanti nell'informazione sociale, perché secondo alcuni ricercatori americani c'è una serie di schemi dominanti che i media usano quando rappresentano il lavoro, e all'interno di questi schemi uno dei principi guida per i media quando devono parlare di un'impresa, di un marchio, di un prodotto, c'è quello che il consumatore non va disturbato. Lo dicono consumerist. Il consumatore è al centro del nostro interesse, dei media. Perché dei media? Perché i media sono finanziati dall'industria pubblicitaria, e quindi nessun giornalista, no, lo posso dire per esperienza diretta, non solo in quei contesti lì, ma anche in Italia, si metterà a scrivere di una forte violazione dei diritti del lavoro, di un caso di forte sfruttamento, anche qui, anche da noi, se questo va in contrasto con l'inserzionista, grande o piccolo che sia, pubblicitario del giornale con cui scrivi. Può essere nella stampa nazionale, può essere anche nella stampa locale. E quindi i giornalisti si devono in qualche modo censurare, perché non bisogna disturbare il consumatore, bisogna lasciarlo consumare senza porsi troppe domande, perché se tutti noi pensassimo che le maglie che portiamo addosso vengono dalla fabbrica del Bangladesh, dove gli operai sono morti perché semplicemente non riuscivano a uscire, avevano le vie d'uscita bloccate per evitare che si assentassero, non ci sono troppe pause, per questo sono morti così tanti, ci penseremo 2 volte, no? Prima di comprare quei prodotti. E poi ci sono altri schemi dominanti. Io vi ho fatto vedere Steve Jobs non perché ce l'avete voi Steve Jobs, ho anch'io il mio iPad, però
è un caso abbastanza chiaro di come ci sia il bisogno, che tutto questo sia funzionale a un certo discorso economico, di creare limiti nell'economia, nella società e di non metterli in discussione e di creare i miti, sempre stando all'informazione sul lavoro, in cui i grandi dell'industria, in questo caso dell'industria informatica, dell'industria di internet, sono al centro del sistema di informazione. Ma tutto quello che riguarda il processo di produzione in qualche modo viene o oscurato o comunque lasciato indietro. E non è un caso, fatte queste premesse, che ci sia un rapporto diretto tra libertà di stampa e libertà sindacale, ovvero tra diritto all'informazione e diritti sociali e diritti del lavoro. 74 giornalisti e 76 sindacalisti. Che cosa sono secondo voi quei numeri? È quasi lo stesso numero di sindacalisti e di giornalisti che sono stati uccisi nel mondo nel 2011. Le fonti sono la Federazione Internazionale dei Giornalisti e la Confederazione Sindacale Internazionale. È più o meno lo stesso numero anche nel 2012 e nel 2013. Questo per dire che vengono uccisi o attaccati o repressi o semplicemente licenziati tanto i giornalisti che dovrebbero fare il proprio lavoro quanto gli attivisti del lavoro. E secondo voi da cosa nasce questa somiglianza, questa coincidenza di numeri? E vi dico che questi casi, i giornalisti e sindacalisti uccisi, avvengono più o meno negli stessi paesi. Chi uccide secondo voi gli uni e gli altri? Parliamo di morti ammazzati, si dice, quindi parliamo di persone che non è che erano incidenti sul lavoro, sono proprio criminali. Potere che hanno una produzione, diciamo, A volte regimi. Questo è abbastanza scontato. Eppure in tutti e due i casi il maggior numero viene da paesi dove non ci sono regimi. Ufficialmente non ci sono prigionieri. No, dove ci sono delle democrazie, così come normalmente le democrazie. Il paese dove avvengono più omicidi di giornalisti e sindacalisti è la Colombia. Guatemala, Colombia, America Latina, Filippine. Perché secondo loro? Che succede in quei paesi? Il traffico, sicuramente i sindacalisti. C'è lo sfruttamento dei lavoratori, i sindacalisti lo denunciano, si espongono e vengono eliminati. C'è lo sfruttamento dei lavoratori, i giornalisti lo denunciano e vengono eliminati. Anche nell'aspetto dei diritti umani, però questo nei regimi devono essere rispettati, però i giornalisti invece vanno. Certo, però in questi casi particolari siamo di nuovo al processo di produzione. Chi cerca di fare luce sul processo di produzione, sia che siano attivisti del lavoro, sia che siano giornalisti, in qualche modo deve essere eliminato. Questo è interessante perché nel lavoro di indagine che farete, ovviamente in Italia tutto questo non succede, però ci sono molti altri modi di uccidere un giornalista, che non deve passare necessariamente per l'eliminazione fisica, basta semplicemente sì, farlo lavorare di meno o licenziarlo o intimidirlo in tanti modi. Già c'è stato di droga,
quello è un caso molto clamoroso, però pensate, quello è un caso clamoroso e assolutamente lo condanniamo tutti, ma pensate se è stato possibile quello, che cosa succede nella redazione di provincia, dove c'è magari una serie di giornalisti che cominciano, ovviamente precari, spesso precari, che vogliono fare delle inchieste sull'inquinamento, su casi di sfruttamento, casi di corruzione. Pensiamo al potenziale di intimidazione, di repressione anche nelle nostre società. Dobbiamo andare in Colombia. Ecco, questo è solo per dire, tornare sul concetto di certo, ma infatti lì la situazione è molto difficile sia per i giornalisti che per gli attivisti o quelli che insomma denunciano queste cose. Dicevo, è importante per ritornare sul rapporto che c'è tra stampa e diritto del lavoro, stampa e giustizia sociale. È un rapporto non facile e se vogliamo considerare la dimensione delle tecnologie dobbiamo cercare di sfruttare le tecnologie personali, cerchiamo di farlo per superare i limiti che ci sono in questi casi. Viene spesso portato il caso delle primavere arabe, chiamate da qualcuno del Facebook Revolution. È giusto secondo voi chiamare quelle rivoluzioni, non so se chiamarle, diciamo le proteste Facebook Revolution, perché gli attivisti allora hanno utilizzato i social media per denunciare, per portare l'attenzione su quelli che erano gli abusi, la corruzione dei regimi in Nord Africa. È stato dato il merito molto ai social media. Per noi un mezzo come Facebook può determinare un cambiamento di quel tipo? È Facebook veramente un Twitter o qualunque altro strumento? Nel caso delle primavere arabe, che vengono appunto definite Facebook Revolution, è il ruolo, qual è stato il ruolo dei social media veramente? Possiamo dare il merito, riconoscere ai social media tutto il merito di quelle, o gran parte del merito di quelle trasformazioni. Pensate che sono anche molte la situazione di disoccupazione, la situazione di emarginazione del mercato del lavoro. Chi ha costruito la storia parte da Sidi Bouazizi in Tunisia, dove l'uomo, ricordo il nome, ma si dà fuoco perché gli viene revocato persino il permesso, era un ambulante, di poter vendere le strade alle sue cose, e dato l'alto tasso di disoccupazione, data l'impossibilità di poter vivere dignitosamente del lavoro dignitoso, sono portata alla disperazione, e da lì insomma si è innescata tutta una serie di reazioni. Quindi vedete che anche in questo caso le dinamiche sociali, le dinamiche del lavoro possono portare a grossi cambiamenti. E in quelle situazioni, in quei casi, i social media hanno influito perché hanno permesso agli attivisti di comunicare tra loro. Per rispondere alla domanda che facevo, è improprio attribuire a quei mezzi tutto il merito dei risultati di quelle proteste che hanno poi determinato la caduta di regimi. Perché? Perché quei mezzi hanno permesso la comunicazione, è stato un uso sicuramente creativo, un uso innovativo. Però chi è che ha dato la vera legittimazione politica a quei movimenti sono stati i nuovi grandi media, cioè i grandi televisioni, i grandi network satellitari, vistissimi, Al Jazeera soprattutto, che hanno portato all'attenzione del mondo questa attività che avveniva attraverso divulgazione, diffusione di foto, di video, di fatto li hanno legittimati. Se fossero rimasti solamente nei loro canali
Iran, in Nord Africa, ad altri contesti di strumenti come Twitter e come Facebook, perché non sono nati con quell'obiettivo. L'utilizzo che è stato fatto è un utilizzo sicuramente positivo, però Facebook non nasce per fare rivoluzioni contro i regimi e tanto meno Twitter, per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Ma anche in Italia era nascita il Movimento 5 Stelle, ha avuto lo stesso meccanismo. Beh, è una storia molto articolata e molto complessa. Però si è servito soprattutto dei social network. Si è servito della rete di internet, hanno creato una community, però anche lì che percezione si ha? Diceva giustamente la signora, è nato da internet, è nato dalla rete, al Movimento 5 Stelle, e quindi sembra accessibile e democratico. Qualcuno sorride. Perché sorridete? Perché mi sembra poco democratico. Il problema è noto, è abbastanza noto il problema del blog, del 5 Stelle. Ecco, però questo è un esempio che conosciamo tutti, lo vediamo tutti i giorni, purtroppo. Però non pensiamo che gli altri strumenti della rete siano molto diversi, cioè condizionarli è molto facile. E il senso, insomma, di questo passaggio rapido che facciamo da un contesto all'altro è quello di vedere alla rete come opportunità, consapevoli dei grossi limiti che ci sono, dei condizionamenti, del fatto che non bastano i social network o i blog a cambiare strutturalmente i rapporti di potere, per quanto romantici vogliamo essere, però anche il grande potenziale di trasformazione che c'è se si riesce ad attivare un coinvolgimento delle persone, torniamo agli esempi del Guardian, in un modo costruttivo, in un modo critico, in un modo ragionato. Domande? Però alla fine insomma si ha sempre la sensazione che nonostante appunto i social network di non riuscire a scalfire più di tanto quello che ci propinano i nostri governanti, insomma, perché è tutto un sistema che, guardi, adesso dico una cosa forse assurda, io paragono a quel, come posso dire, al sistema che ha il mio capo condomino, amministratore, che io mi arrabatto perché non me la bene, ma non riesco mai a cambiare, anche se coinvolgo tutti gli inquilini, tutti i proprietari, ogni volta che arrabbiamo questo e quell'altro, e finché dura quello schema non si riesce a cambiare nulla. Questo è il compito della mediazione politica. Però è così. Ma no, è difficile. Dove c'era un numero di notizie su ogni piazza, tutto, ma è stato ogni giorno che hanno fatto, tutti gli spagnoli, ogni giorno, tutti i miei contatti che hanno fatto quasi ogni giorno in Italia. Nulla, nessuno, le grandi testate che passavano con un gol in Serie A, cioè ed erano verso milioni di persone in piazza, e questa volta la mia domanda è, la primavera, cioè ha portato tutto questo, non c'è stato un pilotamento, diciamo? Diciamo che hanno influito i grandi network e quindi anche i grandi poteri che, come dicevo prima, dimostra questo caso, non basta che il movimento in un paese anche attraverso la rete può essere in ambito quanto volete, ma se non ha il riconoscimento e poi la diffusione attraverso quelli che
Positivo o negativo? Sicuramente meglio avere meglio avere quindi sostanzialmente siamo ottimisti. Non so il livello come cambierà il controllo di internet, perché ultimamente in Italia ho notato una cosa, il fatto del bullismo virtuale che si è fatto ultimamente. Diciamo che io non vedo i film in streaming, però mettiamo caso, subito dopo una campagna del genere per fare il bullismo, passata la legge, adesso i siti si chiudono in automatico, quindi sì, aiutano, però adesso come si stanno normando, c'è del nome, c'è per il controllo. Sono norme oggi sul controllo delle reti che si sta discutendo molto con appunto talmente a favore della libertà totale, della libertà assoluta di espressione. Facevo l'esempio di Wire, questa rivista che nasce negli Stati Uniti, che anche in Italia ha successo, una rivista dedicata esclusivamente alla rete, e chi dice invece che qualcuno più responsabile della comunità, però è materia di discussione. Quindi allora le tecnologie rispetto al giornalismo hanno un impatto sostanzialmente positivo, è la nostra conclusione. Io credo che non ci si possa proprio schierare da una parte o dall'altra, cioè la tecnologia va sempre avanti, così come quando è arrivata la televisione, l'unica cosa che possiamo fare come utenti finali o come giornalisti è quello di continuare ad andare avanti tenendo sempre presente che deve esserci un equilibrio tra il saper sfruttare al meglio le positività, ma anche essere sempre coscienti di tutte le negatività per poterle affrontare al meglio. È un punto di equilibrio molto difficile. Certo. Però per i giornalisti è sicuramente uno stimolo quello delle tecnologie. Opportunità, stimoli, fomenti, la non passività, il vettore, non abbiamo visto di cose. Ed è tutto quello che serve per cercare di migliorare il lavoro giornalistico. Va detto, e concludo dicendo che Alma Rasbriggia, il direttore degli Guardian, questo discorso meraviglioso sul giornalismo aperto, però anche lì consentitemi di dire che un articolo sul sito del Guardian è pagato meno di quanto venga pagato in Italia, quindi è difficile anche mantenere quei livelli di standard, quei livelli di approfondimento, di qualità, quando persino, qui vedete la contraddizione forte anche dei media più progressisti e più innovativi, adottano lo stesso sistema di organizzazione del lavoro giornalistico nato alla fine. Scusi, ma perché non c'è questo riconoscimento in generale del lavoro, anzi diminuito sempre di più? Questa è una cosa universale, perché conviene così, perché c'è troppa offerta, forse perché c'è troppa non lo so, qual è il motivo? Pensa nel caso dei giornali Repubblica, già scriverci è una parte del processo, già scriverci è un privilegio, quindi consapevoli di questo loro possono permettersi di abbassare il livello delle comunque condurre una battaglia su questo. Io vi ringrazio tutti, spero insomma che una cosa di buono